Tragedia della strada a Pagnano d'Asolo nel pomeriggio, scontro in rotatoria tra un'auto e 4 moto, muore il conducente della macchina, un 93enne di Volpago, feriti la moglie e 3 giovani in sella alle moto. La sicurezza nell'area intorno a Piazza Borsa Treviso dopo la violenta lite di ieri pomeriggio tra 2 ragazzine che ha richiesto l'intervento della polizia. Residenti e commercianti parlano di una situazione di tensione continua. Esattamente una settimana fa il delitto di Bleder a Paderno di Pieve del Grappa, dove domani arriverà il RIS. La vendetta d'onore resta una delle ipotesi sul tavolo. A Montebelluna, grazie all'associazione in memoria di Mattia Battistetti, si stanno raccogliendo le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Possa servire da deterrente, dicono i promotori. Medici di base, sono 73 le aree della marca Carenti, ma dal direttore dell'USL 2 arrivano precise rassicurazioni, una soluzione entro il 2024. Amministrative 2024, tra i comuni al voto c'è anche Cornuda, dove Claudio Sartora, stando alle nuove regole, potrebbe ricandidarsi per la terza volta, ma non lo farò, dice Spazio a Nuove Energie. Il carnevale entra nel vivo, a Venezia l'avvio ufficiale dell'edizione 2024 con la tradizionale sfilata della Pantegana sul Canal Grande, mentre nella Marca continuano le sfilate dei carri allegorici. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dobbiamo raccontarvi purtroppo in apertura dell'ennesima tragedia sulle nostre strade. È accaduta nel tardo pomeriggio di oggi a Pagnano d'Asolo in una rotatoria. Un'auto si è scontrata con 4 moto. Il bilancio è pesantissimo, una vittima a perdere la vita, un Angelo Fantato, 93 anni di Volpago del Montello, al volante dell'auto. Mentre si è in ospedale sono finiti la moglie del conducente e 3 giovani che si trovavano in sella alle moto. Ma ci colleghiamo subito con il nostro Christian Arboit insieme a Mattia Pizzaia per la cronaca di questa tragedia. Buonasera Christian. Sì, buonasera Francesca, buonasera a te e a tutti i telespettatori d'Antenna A3 anche da parte di Mattia Pizzaia. Ci troviamo alla rotatoria delle Fornaci tra Casella d'Asolo e Pagnano, quindi sul territorio comunale di Asolo, in un punto nevralgico della viabilità che in molti percorrono e conoscono. Quella che si sono trovati di fronte oggi pomeriggio i soccorritori è stata una scena apocalittica, davvero una scena apocalittica. C'è un morto e ci sono diversi feriti. Fortunatamente tutti pare fuori pericolo di vita. Ma che cos'è successo? Con Mattia Pizzaia cerchiamo di ripercorrere la traiettoria impazzita di quel mezzo che avete visto, della Citroën Berlingot. La Citroën Berlingot, guidata da un anziano di Crocetta del Montello, accanto aveva la moglie disabile, stava percorrendo la Schiavonesca, quindi stava salendo da questa strada sostanzialmente in direzione Fonte, quando qualcosa è successo. Con ogni probabilità un malore con l'anziano che ha perso il controllo della Berlingot, è andato a sbattere su di un primo palo, travolgendo una prima moto. Poi la traiettoria è impazzita, è andata a sbattere su un altro palo e, come vedete, lo vedete anche dalle tracce a terra, ecco, il mezzo è salito anche su questa aiuola spartitraffico. Qui ha travolto altre 3 moto e appunto forse le vedete anche dalle immagini. Una in particolare è stata trascinata dalla Berlingot per decine di metri e sono finite entrambe nel fossato. Sono state recuperate da poco, quindi l'auto, la Berlingot, è in fase di recupero, lo vedete. Pochi minuti fa è stata portata via anche la salma dell'uomo. Mattia, non so se mi puoi seguire ancora, perché vi mostro questo
risultato, questo è il risultato, questa è la moto, questo è quello che resta della moto trascinata nel fossato dalla Berlingot. Gli altri 3 mezzi invece sono, diciamo così, non sono ridotti nelle stesse condizioni. Quindi riepilogando, c'è una vittima, quest'uomo di Crocetta del Montello, la moglie disabile che era con lui è fuori pericolo di vita, è stata portata però all'ospedale con un codice di lieve entità. Peggio è andata ad un ragazzo che ha un codice 3 ma è fuori pericolo di vita, avrebbe riportato delle lesioni agli arti inferiori. Gli altri ragazzi, gli altri 2 ragazzi, i guidatori appunto di queste moto, i motociclisti, appunto se la caveranno, sono fuori pericolo di vita, ma capite benissimo che la dinamica è stata veramente allucinante, poteva avere conseguenze ben peggiori. Ecco, questo è il risultato, questa la moto che di fatto non c'è più. Sul posto continuano a rimanere i carabinieri per i rilievi di legge, ci sono i vigili del fuoco, la polizia locale che ha deviato il traffico, che per un certo momento è andato ovviamente in tilt, perché parliamo di un'arteria davvero importante per la viabilità dell'Asolano. Per il momento è tutto. Con Mattia Pizzaia ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboite, grazie a Mattia Pizzaia per la cronaca puntuale di questa tragedia sulle strade della Marca. Adesso torniamo meglio a parlare della sicurezza intorno all'area di Piazza Borsa a Treviso, dopo la violenta lite di ieri che ha visto protagoniste 2 ragazzine, che ha richiesto l'intervento della polizia. Bene, oggi commercianti e residenti parlano di una situazione di tensione continua. Proprio per un po' mio pregiudizio cerco di evitare zone come Stazione o anche Piazza Borsa proprio. Questa ragazza a passeggio insieme ad un'amica ammette di evitare soprattutto il sabato pomeriggio la zona di Piazza Borsa, considerata da lei e dalle sue coetanee poco sicura. E quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato accresce l'inquietudine tra chi qui vive o lavora. Si sono vissuti minuti di tensione quando una lite tra 2 ragazzine di 15 e 17 anni è degenerata, richiedendo l'intervento della Polizia di Stato e della Polizia locale, che hanno diviso le giovanissime per poi affidarle ai genitori, non prima che le 2 si abbracciassero dispiaciute per quanto accaduto. Un episodio sicuramente meno grave rispetto a quelli accaduti nei mesi scorsi, ma che riporta in primo piano il tema della sicurezza nel quadrante tra Piazza Borsa, Largo Totile e Via Zorzetto. Qui noi chiudiamo alle 11 di sera, già dalle 9:30 ci chiudiamo a chiave, perché qui davanti c'è una via, c'è la piazza piena di ragazzini che spacciano. Fino a poco tempo fa in Piazza Borsa c'era la pista di pattinaggio che durante le feste natalizie ha attirato soprattutto famiglie con bimbi piccoli, tenendo lontani gruppi di giovanissimi che arrivano spesso da fuori città e attraverso tam tam sui social si danno appuntamento nel cuore di Treviso per incontrarsi e in alcuni casi anche affrontarsi. Un mesetto fa neanche dei ragazzi hanno fatto botte qua davanti, una mia collega si è chiusa dentro dalla paura e ha chiamato suo padre per farsi venire a prendere, perché comunque siamo qua da sole. Se è vero che soprattutto il sabato pomeriggio si intensifica la presenza di giovanissimi in questa zona, è anche vero che chi quotidianamente lavora qui racconta di una situazione di tensione continua. Tutti i giorni si danno appuntamento, a dire il vero, non solo il sabato. Spesso sono le famiglie a raccomandare ai propri figli di evitare la zona di Piazza Borsa durante le loro passeggiate, ma sono gli stessi ragazzi a tenersene lontani. Io cerco sempre di evitare questa zona perché non è proprio molto raccomandabile, soprattutto in periodi dove si è a casa da scuola o particolarmente i weekend. Però c'è spesso la polizia che presidia un po', quindi in questi ultimi mesi la polizia ha intensificato i lavori di sorveglianza, quindi almeno secondo me è un po' più sicuro. Non si sa mai poi cosa si potrebbero fare, è una zona comunque pericolosa come ha detto lei, quindi sì, si cerca di evitare. 2 ragazze poi in particolare da sole non è proprio, vorremmo girare in tranquillità senza guardarci sempre le spalle. Nella giornata di sabato sono state 150 le persone identificate dalla polizia in città, la gran parte di queste minori. Come minori erano i ragazzi che hanno soccorso una donna inciampata all'interno del supermercato PAM, aspettando con lei e con il personale del negozio l'arrivo dell'ambulanza del SUEM.
E controlli straordinari della polizia nella giornata di ieri in occasione della giornata della memoria, con l'utilizzo di 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova, che hanno consentito di rafforzare il numero e la qualità dei controlli nelle principali arterie cittadine. L'intensificazione dei servizi ha permesso agli agenti delle volanti di identificare nel quartiere di San Zeno un 46enne gravato dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Villorba. L'uomo, pluripregiudicato per reati contro le persone e contro il patrimonio, è stato arrestato per la violazione della sorveglianza speciale e su disposizione del pubblico ministero di turno posto agli arresti domiciliari. Esattamente una settimana fa il delitto di Bledar a Paderno di Pieve del Grappa, dove domani arriverà il RIS. La vendetta d'onore resta una delle ipotesi sul tavolo. Prima passeranno a setaccio l'auto di Bledar, poi effettueranno un sopralluogo nella zona del ritrovamento, avvenuto esattamente una settimana fa in via dei Colli a Paderno del Grappa. Sarà un lungo lunedì di analisi e campionamenti per i militari del RIS di Parma, chiamati a cristallizzare la scena del crimine, quello che ha portato alla mattanza del 39enne albanese, sposato e padre di 2 figli, accoltellato con 20 fendenti, come rivelato dall'autopsia. I dettagli di quel ritrovamento farebbero pensare a un incontro programmato, attribuendo proprio al numero e alla profondità delle coltellate un movente passionale o quantomeno personale. Tra le ipotesi investigative resta quella della vendetta d'onore, secondo le consuetudini del Canun, il codice ancestrale diffuso in alcune zone dell'Albania, secondo cui il disonore non si vendica con compensi, ma con spargimento di sangue o con perdono generoso. Bledar avrebbe avuto diverse frequentazioni sessuali, rapporti anche con altri uomini, forse un'onta per alcuni nella comunità di provenienza, di certo un giallo su cui si procede a 360 gradi senza escludere nulla. Sotto la lente le chat utilizzate dall'uomo, i tabulati telefonici, i locali che era solito frequentare. Nelle prossime ore i nuovi riscontri con i militari del RIS attesi al deposito giudiziario, dove l'auto viene custodita per cercare nuove tracce, anche microscopiche. A Paderno, in via dei Colli, il nucleo di indagini scientifiche sarà affiancato dai carabinieri delle stazioni locali di Asolo e Pieve del Grappa, che stanno scandagliando le immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza di tutta la fascia pedemontana, un lavoro meticolosissimo con l'obiettivo di arrivare a un punto di svolta. Sicurezza sul lavoro a Montebelluna. Grazie all'associazione in memoria di Mattia Battistetti si stanno raccogliendo le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Siamo qui a Montebelluna per la prima volta, abbiamo raccolto le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. L'associazione fondata dalla famiglia di Mattia Battistetti si batte da tempo senza sosta per chiedere giustizia e per evitare che tragedie simili accadano ancora. Ma il loro impegno si manifesta anche nella proposta di legge di iniziativa popolare che chiede l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro nel nostro ordinamento giuridico. Un passo fondamentale per rendere conto delle responsabilità quando la sicurezza sul luogo di lavoro viene trascurata. Il 2023 si è chiuso con un bilancio drammatico: 1467 morti sul lavoro. Dietro ogni numero c'è una storia di vita spezzata, di famiglie devastate e di comunità che piangono una perdita insopportabile. Di fronte ad una strage che finisce costantemente, il più delle volte quantomeno nell'impunità totale, per noi l'istituzione di un reato specifico di omicidio sul lavoro rappresenta sicuramente un elemento deterrente. Questo ovviamente non basta in una logica preventiva, sono necessari l'aumento dei controlli, un maggior rigore rispetto a quello che sono le sanzioni, perché oggi il rischio di essere controllati e di essere puniti è molto remoto. La campagna firma è iniziata a settembre con l'obiettivo di raccogliere 50.000 adesioni su scala nazionale. Siamo ora addirittura d'arrivo. Entro metà febbraio i moduli verranno consegnati a Roma insieme a tutta la documentazione necessaria per portare avanti questa causa. Lunedì prossimo alle 9 del mattino nel Tribunale di Treviso si terrà la 7ª udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti. Alle 8:30, prima dell'interrogatorio dei testimoni, un presidio si formerà fuori dal Palazzo di Giustizia. Un segno tangibile di solidarietà e di richiesta di giustizia per Mattia e per tutte le vittime di incidenti sul lavoro. E colgo proprio l'occasione per lanciare un appello a tutte le persone che quel giorno si trovano nei paraggi del Tribunale di affiancarci e di sostenerci. Non stanno lottando solo per il loro figlio, ma stanno lottando per tutti.
E sono stati 1485 morti sul lavoro nel 2023, numero che eguaglia quello del 2022, quando sono stati 1484. Il Veneto segue la Lombardia. Per imprese e sindacati è anche un problema di organizzazione del lavoro. La provincia di Treviso non è tra le migliori purtroppo nella classifica del Veneto. L'anno passato i dati di settembre ci davano un più 4,3% di infortuni mortali sul lavoro e da settembre a dicembre purtroppo sono successi ancora altri casi. È il segretario della CGIL trevigiana Mauro Visentina a fare il punto su quanto è stato fatto per la sicurezza nei luoghi di lavoro nel 2023. Con un bilancio ancora pesantissimo, il Veneto segue la Lombardia, è la seconda regione per dati sugli infortuni. Ed in una Marca che attende ancora la verità sul caso della giovane Anila Crijai, schiacciata da un macchinario della ditta di Surgelati Bocon a Pieve di Soligo, fatto partire inavvertitamente mentre la linea era in manutenzione, il nulla di fatto degli ultimi anni pesa come un macigno. La sensazione è che in tanti casi, non so questo perché non abbiamo ancora i dati, in tanti casi viene ancora messo prima il profitto, prima il fatturato e dopo la sicurezza sul lavoro. Tra le cause per Confapi, che aggrega i piccoli imprenditori, anche i modelli organizzativi delle aziende, che soprattutto nella Marca sono medio-piccole e non gestiscono la materia in maniera strutturale. La formazione e la sorveglianza sono due delle soluzioni in un ventaglio molto più ampio di quello che potrebbero essere le soluzioni da implementare nelle organizzazioni, come potrebbe essere la programmazione, potrebbe essere il coinvolgimento maggiore dei lavoratori, potrebbe essere effettivamente sì l'addestramento anche dei lavoratori neoassunti. INAIL per il 2024 ha messo sul piatto 500 milioni per le aziende, contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro per le imprese che investono su diversi livelli, dai macchinari alla rimozione dell'Eternit fino a progetti per l'adozione di nuovi modelli organizzativi. Medici di base, sono 73 le aree carenti nella Marca, ma dal direttore dell'USL 2 arrivano precise rassicurazioni. Io chiedo veramente, lo so, è difficile, è duro, un po' di pazienza, perché i giovani medici stanno imparando, stanno diventando dei validissimi professionisti, la telemedicina ci aiuterà, abbiamo un po' di pazienza perché continuo a ribadire, a fine del 2024 avremo ovviamente la possibilità di dire le zone carenti praticamente non esisteranno più. È un obiettivo ambizioso quello che Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, dà alla sanità trevigiana su un tema sensibile come quello dei medici di base, carenza che riguarda diverse aree del territorio, soprattutto nell'area pedemontana. Lo stesso Benazzi aggiorna il quadro. Ci sono 73 zone dove però gli assistiti hanno tutti un medico, dove però gli assistiti sono posizionati su medici di altri comuni. Quindi per l'anziano la difficoltà qual è? L'anziano che deve spostarsi in un altro comune per farsi vedere dal medico o comunque deve chiamare il figlio, farsi aiutare dal figlio, dal comune, dagli assistenti sociali per spostarsi. Questa è la carenza. Comunque, quindi non c'è nessuno che non ha il medico curante. Hanno il medico curante in aree diverse, magari distanti anche 7, 8, 10 chilometri dalla propria abitazione. 73 dunque le aree carenti sulle quali si vuole intervenire, in leggero miglioramento rispetto alle 96 comunicate sempre dall'ULSS a metà 2022. Qualcosa nella programmazione sarebbe cambiato rispetto al passato e in meglio. La Regione Veneto ha attivato borse di studio e l'università ha aperto i numeri, sostanzialmente li ha aumentati. Ci sono poi le nuove generazioni di medici, compresi gli specializzandi, spesso provvisori per questione di graduatoria. Il più giovane medico che abbiamo che fa provvisoriamente il medico di famiglia ha 25 anni, quindi tenga presente che anche l'esperienza non è quella di un medico navigato. Io sono convinto comunque che questi colleghi nel giro di 2-3 anni diventeranno dei medici efficienti. Nuove risorse ma anche nuove tecnologie per arginare una situazione da molti considerata cronica. Pian pianino ritorneremo alla normalità, però dovremo anche utilizzare su questo con i medici di famiglia, stiamo ragionando, il teleconsulto, quindi il medico di famiglia può vedere dei pazienti che hanno determinate patologie, si serve del contributo dello specialista e così si evitano spostamenti inutili da parte dell'utente. I medici stanno arrivando, nel senso che grazie a questa operazione regione-università noi avremo questi medici.
Amministrative 2024, tra i comuni al voto c'è anche Cornuda, dove Claudio Sartor, stando alle nuove regole, potrebbe ricandidarsi per la terza volta, ma non lo farò, dice, spazio a nuove energie. Ho fatto 10 anni come sindaco, una tra l'altro come vice sindaco vicario, quindi ho fatto il primo cittadino per 11 anni. Sono stati anni abbastanza tosti, dove comunque alla fine credo di aver dato molto e a un certo punto deve esserci anche la serenità di dire basta, fermiamoci, mandiamo avanti qualcuno che abbia delle forze più fresche delle mie. Naturalmente io spero uno della mia lista, naturalmente. Non sarà un addio alla politica, piuttosto quello di Claudio Sartor, storico amministratore di Cornuda, è una sorta di passo di lato e poco importa se il decreto legge varato pochi giorni fa dal governo ora gli consenta il terzo mandato. Cornuda infatti rientra nella fascia tra i 5 e i 15.000 abitanti. Abbiamo fatto, ricordiamoci, degli anni abbastanza difficili, 2 anni di Covid, 2 anni in cui che abbiamo vissuto male come sindaci, con l'aumento anche esponenziale dei prezzi che ci hanno messo in discussione tanti cantieri, tanta programmazione. Quindi credo che a volte un po' la stanchezza ci porti anche a fare delle scelte ragionate in maniera differente. Insomma, ammette serenamente una stanchezza di fondo Sartor, che pure promuove le nuove regole sui mandati, rispedendo al mittente le perplessità di chi intravede il proliferare di consorterie. Nei piccoli comuni come i nostri, fino a 15.000 abitanti, dov'è il potere che abbiamo? Non so, quello che a ogni vigilia di qualcosa scoppia il tubo, devi correre, o che il venerdì ti mandano a casa qualcuno dagli ospedali, per cui devi chiamare in fretta e furia, dare assistenza a queste persone, muovere un po' la macchina comunale. È il fatto che devi dare il TSO, dov'è il potere? Cioè, io capisco su una grande città in cui hai magari una municipalizzata e raccomandi non so quante persone all'interno di questa, come spesso avviene insomma nelle grandi città, ma nei nostri non abbiamo neanche chi viene a lavorare nei municipi, perché abbiamo municipi carenti. Insomma, molti più oneri che onori, anche se il sindaco uscente dice di essere stato gratificato dal suo ruolo, soprattutto sul lato umano. Fare il sindaco è un servizio importante, sei sul campo ogni giorno, dai il meglio di te stesso, hai un rapporto costante con la tua comunità, non è potere quello, è servizio vero e proprio. C'è bisogno anche di avere la serenità di dire sono arrivato fino a un certo punto, ho fatto bene, posso lasciare anche spazio ad altri che magari hanno più forze fresche, una mentalità magari a volte anche diversa, e possono continuare sui programmi che abbiamo impostato. Ieri l'inaugurazione dell'anno giudiziario con una fotografia di una giustizia veneta in forte difficoltà, tema rilanciato anche dagli avvocati trevigiani. Abbiamo bisogno di più giudici e di più personale. Io non dico che deve avere un occhio di riguardo per il tribunale della sua città, ma siamo veramente in difficoltà. L'appello dell'avvocato Tocchetto a un unico destinatario, il guardasigilli Carlo Nordio, non perché abbia un occhio di riguardo verso la sua regione il Veneto e la sua provincia Treviso, ma perché dia quelle risposte che il mondo della giustizia attende. Ieri, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Carlo Citterio, ha parlato di lacrime versate per la situazione che sta vivendo la giustizia in Veneto, a partire dalla preoccupante carenza di personale, la terza più grave in Italia. Dai magistrati agli avvocati il quadro è il medesimo, una fotografia che deve fare i conti anche con una recrudescenza di alcuni reati come gli omicidi. Il tutto fa sì che la macchina della giustizia sia sempre più lenta, con il concreto rischio che molti processi possano andare in prescrizione. Mancano giudici, ma manca anche il personale amministrativo. La necessità di un'implementazione di quello che è l'organico amministrativo è assolutamente necessario. Oggi, come dicevo prima, il personale, sia in termini di amministrativi, sia in termini di personale penitenziario, è assolutamente necessario per restituire velocità e dignità a tutta la macchina della giustizia. Consumo del suolo, WWF, Legambiente e Italia Nostra uniti in difesa del territorio naturale. Fronte comune di Legambiente, WWF, Italia Nostra, Veneto contro il consumo di suolo. E con questo appello stiamo cercando di porre l'attenzione sia pubblica che del Consiglio della Regione del Veneto il problema del consumo di suolo, che in questa regione è fuori misura, è la seconda regione in Italia per consumo di suolo.
Consumo di suolo che negli ultimi anni in Veneto, fanno sapere le associazioni, è aumentato nonostante nel 2017 la Regione, per adeguarsi alle direttive europee, abbia provveduto ad approvare una legge espressamente finalizzata alla sua riduzione. Una legge, commentano, che dati alla mano ha fallito nella sostanza. Non solo parole ma anche fatti, le 3 associazioni ambientaliste chiamano anche la società civile al loro fianco per diffondere consapevolezza e conoscenza sull'attuale situazione nella regione. Ci rivolgiamo anche ovviamente alla politica, che deve essere capace, con coraggio e coerenza, di modificare la normativa che presto verrà discussa dal Consiglio regionale per accoppiare la realtà e quindi i dati reali di un consumo di suolo esasperato nella regione con la narrazione che fino ad oggi purtroppo è stata fatta in maniera ideologica e distorta. La richiesta è dunque quella di arrivare alla cancellazione di ogni deroga prevista dalla legge Consumo Zero, passando dalla definizione di politiche attive e finanziamenti che permettano non solo di arrestare il consumo di suolo, ma anche di raggiungere gli obiettivi di ripristino di almeno il 30% degli ecosistemi degradati, come indicato nella legge sul ripristino della natura in fase di ratifica finale al Parlamento europeo. Riteniamo che sia importante avviare una battaglia, un impegno per far conoscere il valore del suolo e per ottenere dall'amministrazione regionale la riduzione del suo consumo. Grande festa oggi presso la residenza Civitas Vite di Vedelago per i 106 anni di Gina Carraro. Fiori, una grande torta e soprattutto l'affetto della sua numerosa famiglia. Intorno a lei i figli, gli 8 nipoti e i 10 pronipoti, l'ultima nata lo scorso 12 dicembre. A portare gli auguri di tutta Vedelago anche il sindaco Giuseppe Romano, accompagnato dall'assessore alla cultura Denise Braccio e dall'assessore allo sport e alle politiche giovanili Cristian Pastro. La signora Gina viene descritta come una donna dal carattere socievole e gioviale, partecipa alle attività del servizio socio-educativo e frequenta la palestra della residenza. Insomma, tanti auguri alla signora Gina per questo traguardo davvero così importante dei 106 anni. Il carnevale entra nel vivo da Pieve di Soligo a Venezia, dove nelle acque del Canal Grande, con la tradizionale sfilata della Pantegana, si è aperta l'edizione 2024 della Kermesse. Con il conto alla rovescia nelle acque del Canal Grande è partito ufficialmente il Carnevale di Venezia 2024. Un'esplosione di fumi colorati, palloncini e coriandoli con un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane addobbate coloratissime che hanno solcato la laguna trasportando la maxi pittoresca Pantegana in cartapesta che si è aperta davanti al ponte di Rialto sotto gli occhi di migliaia di spettatori. La kermesse più colorata dell'anno dunque ha preso il via, pronta ad accogliere da oggi alle prossime settimane le maschere più belle, da quelle tradizionali alle più curiose, con la città e la terraferma che faranno da palcoscenico a spettacoli ed eventi, tutti con un filo conduttore ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo, tema del Carnevale di Venezia di quest'anno. Carnevale che sta entrando nel vivo anche nella Marca Trevigiana, dove in questo fine settimana diversi comuni hanno accolto i carri mascherati. Qui siamo a Pieve di Soligo. 12 carri che hanno sfilato, accompagnati dalle coreografie di scuole, gruppi parrocchiali e associazioni, dai personaggi dei cartoni alle ambientazioni del vecchio Far West, senza dimenticare l'attualità. La fantasia dei creatori ha trovato sfogo nelle installazioni in cartapesta, con la voglia di divertirsi e divertire. Treviso, capitale italiana della cultura 2026, il 5 marzo l'audizione a Roma, intanto il programma culturale della città prosegue, da aprile una rassegna teatrale speciale per il centenario dalla scomparsa di Eleonora Duse. 5 marzo alle 15:30 ci sarà l'udienza di presentazione della città di Treviso, avremo 30 minuti per raccontare chi siamo, cosa vogliamo fare e quali sono le nostre caratteristiche, poi ci saranno altri 30 minuti di question time, stiamo preparando la squadra. Inizia il conto alla rovescia per la presentazione a Roma del dossier della cultura, appuntamento in cui Treviso sarà chiamata a proporre ad una commissione la sua candidatura a capitale italiana della cultura 2026. Nel dossier progetti che passano dalla valorizzazione delle ricchezze del nostro territorio e arrivano all'arte del teatro. Ne è un esempio la rassegna Donna Duse, Eleonora nostra contemporanea, pensata per il centenario della scomparsa
della diva. Questa programmazione incarna un po' quelle che sono anche le caratteristiche del nostro dossier per la capitale della cultura, quindi un dossier che parla di un territorio e questo programma si sviluppa su più città, ma soprattutto un dossier che vuole suscitare delle riflessioni, come per esempio attraverso Eleonora Duse si parla di parità di genere. Abbiamo pensato a un progetto che coinvolgesse il numero più grande di istituzioni culturali, perché la Duse, oltre che essere veneta, è una grande icona italiana nel mondo. Faremo lavorare molto le compagnie del territorio e poi invece metteremo in campo i nostri palcoscenici. Siamo sul palcoscenico di Treviso che si candida a essere capitale della cultura e speriamo di essere utili a questa loro avventura. Programma biennale di eventi che partirà da aprile 2024 e si concluderà a ridosso dell'estate 2025. Un percorso itinerante nel Veneto realizzato dal Teatro Stabile in collaborazione con la Regione, Artevene e Fondazione Cini. Il Veneto quindi diventerà nuovamente la casa di Duse, legata a doppio filo a questo territorio, sia per il suo legame con la terra in cui è cresciuta, sia per la volontà di essere sepolta ad Asolo. Valorizziamo la figura di una donna che ha saputo precorrere i tempi su tematiche come quelle della capacità della donna di essere protagonista nell'attività artistica, capace appunto di sviluppare temi che sono ancora molto attuali come quelli della parità di genere e della capacità di essere una società pienamente inclusiva. L'arciere trevigiano Paolo Tonon sigla il nuovo record del mondo al 37° campionato italiano indoor pararcieri a Novara. L'atleta azzurro ha superato di 2 lunghezze il primato mondiale che era di Daniele Cassianoli, siglando uno score da 582 punti al termine delle 60 frecce di qualifica. Vorrei fare le congratulazioni a Paolo Tonon, l'arciere azzurro che si sta preparando per le prossime Paralimpiadi di Parigi 2024. Se va avanti di questo passo centrerà sicuramente l'obiettivo assieme alla compagna di squadra Asia Pellizzari, così il consigliere regionale del Veneto Tommaso Razzolini. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Di nuovo in diretta, grande successo di pubblico ieri sera per lo spettacolo Baracca 18, andato in scena al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto nel giorno della memoria e trasmesso in diretta da Antenna 3. Io, assieme a un sacco d'altri ufficiali come me, mi ritrovai un giorno del settembre 1943 in un campo di concentramento in Polonia. Poi cambiai altri campi, ma dappertutto la faccenda era la stessa. L'unica cosa interessante ai fini della nostra storia è che io, anche in prigionia, conservai la mia testardaggine di Emiliano della Bassa e così strinsi i denti e dissi: non muoio, neanche se mi ammazzano. Le parole di Giovannino Guareschi, raccolte nel diario clandestino, scritto durante i mesi di prigionia in un lager polacco, risuonano nel Teatro da Ponte di Vittorio Veneto, arrivando nelle case dei telespettatori sintonizzati su Antenna 3. Sono parole forti di dolore e sofferenza, ma anche di speranza, quelle che raccontano l'orrore della guerra e dei campi di concentramento. Sul palco l'attore Silvio Pasqualetto, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande e dalle immagini di Alessandro Ghezzer, per uno spettacolo teatrale ideato e scritto da Claudio Provedel, direttore del coro Ana di Oderzo, per celebrare il giorno della memoria, ma anche la giornata degli alpini, ricordando il sacrificio delle penne nere nella battaglia di Nikolajewka. Di fronte ai miei compagni di lager, io rimango sempre il numero 6858 e perciò conto esclusivamente per uno. Ci tocca parole e musica a raccontare l'orrore della deportazione, della prigionia, di chi è stato spogliato di tutto, di chi ha lasciato al di là del filo spinato i propri affetti, i propri ricordi, il proprio passato e il presente. Una delle 100.000 costruzioni dell'architettura di guerra. Una capanna di legno scuro, col fosso e il rincalzo di terra tutto attorno. Una capanna lunga e bassa, lunghissima e bassissima, sotto lo sconfinato cielo della pianura polacca. Baracca 18. Nelle trecce dei capelli, nel tuo pozzo di fede cara. Uno spettacolo che vuole mantenere viva la memoria di quanto successo, perché non si ripeta mai più. Nonostante tutto,
riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno. Anzi, sono riuscito a trovare un prezioso amico, me stesso. Mentre non si placano le polemiche a Pieve del Grappa per la paventata apertura da parte della prefettura di un nuovo centro di accoglienza immigrati, i dati demografici di Impresa raccontano come la loro presenza sia sempre più decisiva per il nostro tessuto sociale. Allora, con il consueto appuntamento della domenica con la nostra storia, andiamo al telegiornale del 26 gennaio 1991, quando a Castelfranco gli operai stranieri, molti dell'allora Castle Garden, protestavano per le condizioni fatiscenti in cui erano costretti a vivere tra i ruderi dell'ex Scardassi. Il coordinamento per i diritti degli extracomunitari a Castelfranco è sul piede di guerra. Dopo l'incontro del 5 gennaio fra il vescovo Magnani e gli ospiti dello Scardassi, edificio fatiscente ed inabitabile, hanno deciso ora di affrontare di petto l'amministrazione, accusata di disinteresse. L'incontro di quel giorno ebbe soprattutto il compito di richiamare l'attenzione della comunità religiosa e non. I rappresentanti della giunta disertarono clamorosamente. Questa mattina dunque la parte in causa è intervenuta in modo formale con richiesta di iscrizione all'ufficio anagrafe del comune di Castelfranco. Una mossa questa apparentemente di semplice burocrazia, dettata dalla disperazione e dalle continue promesse disattese, e con la quale gli immigrati alloggiati allo Scardassi vogliono in breve mettere la giunta alle strette e costringerla ad una risposta. Il comune, lungamente e a vuoto, ha promesso provvedimenti, lotti per prefabbricati degli industriali, un casello inattivo, Villa Zamperin. In mesi e mesi niente di tutto questo. Il coordinamento ora ha scoperto, grazie ad una comunicazione del prefetto ad altro comune, che per richiedere la residenza non è affatto necessario avere un lavoro stabile e tantomeno dimorare in un'abitazione avente i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa ministeriale. Quindi oggi, in fila ordinata, tutti gli extracomunitari hanno presentato al comune regolare domanda di iscrizione all'anagrafe, costringendo il comune stesso ad agire diversamente, non potendo esso riconoscere come alloggio di fronte alla comunità l'edificio semidistrutto dello Scardassi. Una mossa tattica probabilmente dagli esiti positivi, vista la determinazione del coordinamento. Ha già avvisato infatti che di fronte a risposta negativa del comune alla richiesta di iscrizione verrà presentato ricorso e in caso di mancata risposta ricorreranno addirittura alla denuncia nei confronti del comune per rifiuto di atti dovuti. La marcia indietro, assicurano, sarà possibile solo di fronte ad un preciso e formale impegno dell'amministrazione. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona domenica ancora. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone prevalente sul nostro territorio, il tempo dunque sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 28 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento, tuttavia durante le ore più fredde saranno probabili foschie o nebbie, specie sui settori meridionali della pianura, localmente persistenti per tutta la giornata. Temperature stazionarie minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sarà possibile però la formazione di nebbie notturne, specie sulla bassa pianura. Temperature minime tra meno 1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambierà di molto il contesto perché dominerà il sole, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime tra 1 e meno 2 gradi, massime sugli 11-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.